In un momento in cui a causa della pandemia da Covid-19 i viaggi di istruzione non rientrano tra le attività programmabili per il corrente anno scolastico, gli istituti dell'Istituto Tecnico Leonardo Sciascia di Agrigento preparano le valigie per partire virtualmente. Grazie al progetto Virtualmente si viaggia, infatti, un gruppo di 50 studenti frequentanti il triennio del corso turismo avrà la possibilità di visitare alcune delle località di maggiore interesse in un viaggio tra l'Oriente e l'Occidente. Il tour avrà la durata di una settimana, la prima tappa è Praga, tra i tesori e magie di un'antica città, per proseguire con l'Irlanda, l'isola di Smeraldo tra arte e natura, Lisbona, la valle della Loira, la valle del Nilo e Pechino con la scoperta della muraglia cinese. Il progetto sarà per gli studenti non solo l'occasione di conoscere delle culture e delle tradizioni diverse dalla propria, ma anche lo stimolo per riflettere sull'importanza della riqualificazione professionale e sul turismo, un settore che non può prescindere dalle dinamiche sociali ed economiche di un paese, comprese quelle sanitarie. Aspettando di tornare a viaggiare nella maniera più tradizionale, la scuola non rinuncia quindi alla missione di divulgazione della cultura e a promuovere nei propri alunni il desiderio di conoscenze grazie all'ausilio della tecnologia, che consente di oltrepassare i confini spaziali e accorciare le distanze geografiche e temporali. Ciao, sono Alessandra e volevo spendere due parole su un progetto che è davvero bello per me e davvero importante, è il viaggio virtuale. Questa opportunità ci ha permesso a noi studenti non solo di distaccarci dalla quotidianità scolastica, ma anche di avere ancora più voglia di viaggiare. Allora, per quanto concerne i tour virtuali, non posso far altro che ringraziare tutti i professori che hanno appoggiato e promosso questa iniziativa, che ci stanno dando la possibilità di scoprire le bellezze del mondo attraverso questi tour guidati da guide specializzate che ci spiegano e ci fanno scoprire appunto queste meraviglie. Il progetto si divide in vari giorni dove ogni giorno scopriremo una città nuova, magari anche città che non avremmo mai visitato dal vivo, perciò questo ci sta facendo aprire i nostri orizzonti, imparare cose nuove e per questo ne sono grato. Ringrazio ovviamente tutti i professori che ci hanno permesso di fare questa bellissima esperienza. Io credo che il progetto Virtualmente si viaggia sia un'ottima occasione e anche alternativa al viaggio di istruzione che generalmente si organizza ogni anno, anche perché consente agli studenti comunque di poter acquisire nuove informazioni, prendere nuove nozioni riguardo paesi non soltanto appartenenti all'Unione Europea, ma anche al di fuori. Difatti abbiamo già visitato Praga e Irlanda e a breve visiteremo anche Pechino.